Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo sotto GP18, prima gara della Moto3 e ragazzi ho già un aggiornamento da fare. Dobbiamo abbassare assolutamente il livello di difficoltà, magari cambiamo la fisica, cambiamo altre cose, però 90 è troppo forte, sono ultimo in qualifica, ho preso 4 secondi, cioè proprio mai stato in partita e arriveremo penso malissimo anche in gara. Quindi magari alziamo la fisica del pilota, quindi da normale a pro, ho tolto già TCS e B, però devo abbassare il livello di difficoltà, veramente duro ecco, leviamo off tutti e due, allora abbasseremo a 80 per 80 perché forse il pilota è scarso, forse come dipende dall'allenamento, non lo so, però non mi refo niente, cioè è veramente un disastro nei confronti del Rookie Cup, ero il fenomeno, poi Qatar è una gara anche iper favorevole, ma vediamo in gara se recupero qualcosa, ma a punti non ci vado neanche se vuoi, secondo me. Abbassiamo 80-80, va bene, 70% ci può ancora stare, insomma. Magari aumentiamo la fisica, quello sì, così compensiamo, ecco. Questo se puede. Mentre abbiamo tolto EB e TCS, così ovviamente la moto va un po' più veloce, siamo 24esimi. Andiamo in gara, magari qualche posizione la recupero, perché comunque diciamo che il Kuma in gara va meglio, però Rosy Binder, questo è del fratello però. Partenza degna di un buon Kuma. Sì, però ciao. Sto già rischiando di cadere. No, lungo anche qua rischio. Attenzione, infatti mi danno. Mamma mia raga. Mamma mia che inizio maledetto. Sì, dopo la prossima gara passiamo un attimo di difficoltà perché io non sto certo guidando bene, però mi rendo conto che hanno alzato l'asticella. Che poi siamo sempre difficile con il livello 80, solo che magari riesco proprio a non essere ultimo in griglia. Sarebbe già qualcosa buona e giusta. Siamo 25esimi, cioè mi sembra un po' esagerato. Secondo me non hanno calibrato benissimo la difficoltà, comunque, questo di modesto parere. Insomma cazzo, giochiamo a livello leggenda, nessun aiuto. Insomma, ho vinto mondiali. Mi girano un po' i maroni sinceramente, se posso esprimermi così. Cioè, qua dovrei essere almeno un 13esimo, 11esimo, no? Sarebbe giusto, ma qua non c'è già il 24esimo, è lontanissimo. Ho capito che il pilota è scarsissimo, però mi dà fastidio, cioè nel senso non mi diverto, non ci divertiamo raga. C'è tempo dopo di rimettere i livelli super mega iper alti. Ma poi chi se ne frega dei livelli, devono divertirsi. Divertirsi senza stravincere. Così, veramente non è mai successo nella storia, Detto che da quando hanno messo le abilità però il come soffre un po' è MotoGP. Sono sincero, non è una cosa che amo, l'abilità parti troppo svantaggiato secondo me. Però questo è il mio parere, chiaramente non conta un cazzo. Madonna. Right true, non ci credo. Raga, cominciamo con un ritiro, mi ritiro perché è proprio assurdo. Assurdo. I protagonisti di questa emozionante gara. Assurdo ragazzi, raga, un disastro, cioè anche a livello 80 faccio difficoltà, cioè non ho parole sinceramente, sono 20esimo, cioè qua devo trovare un po' il livello giusto per questo inizio. 5 giri perché? No, se no ragazzi proprio non mi diverto, cioè non mi diverto, non riesco a fare niente, magari l'Argentina è una delle gare, è la gara più sfavorevole per me, però cioè a questo livello di difficoltà vorrei anche far bene, vabbè magari vediamo in gara, magari in gara cambia tutto, però può anche essere.
buono. 16esimo, ho recuperato qualcosa, assunto comunque ritiro in Qatar, poi drive thru, non ho avuto nessuna chance, quindi ho preferito ritirarmi. Vabbè che forse in gara riesco a ricimolare qualche punto, però cioè, adesso quello che devo fare raga è semplicemente trovare il giusto compromesso di livello di difficoltà, quindi cercare di avere un po' di pazienza. Inizio scioccante veramente. Perché dopo in gara comunque è brutto da dire, mi trovo meglio con traction control e DB. So che va più lenta, però in questo momento sono abbastanza impanicata. Siamo decimi. Pian pianino raga, pian pianino, anche perché non voglio che rischio dopo che mi licenziano subito. Cerchiamo di trovare il livello giusto tra fisica e traction control, livello di difficoltà degli avversari e tutto, e poi ci ragioniamo. Le prime gare servono a questo, il rookie cup era tutta un'altra cosa raga. Ma sembra anche andare bene, però cioè, lo troviamo il modo raga, è sicuro che il Kume troverà la soluzione a tutto. Inizio scioccante perché comunque questo livello, cioè io pensavo di essere primissimo in fuga, infatti non l'ho messo proprio perché sbocci, vabbè, partiamo da 90 e ciao. Invece anche a 80 comunque non è che sto dominando, anzi siamo 7, partivo ultimo per carità, però cioè non sto per niente dominando, e loro staccano comunque anche più lentamente. Vabbè, pian pianino, pian pianino. Non avere pazienza. Come sono fatto sta gara, così prendiamo un po' di esperienza. No. Bruttissima questa. Sesti siamo. 6th place per il Kume. Ci sono anche più giri, insomma, così comunque due gare riusciamo a farle comunque anche con il 25%. Ok. Il giro veloce di Cane. Stiamo assestando alla 6ª posizione. Dobbiamo divertirci con questo, l'obiettivo principale. Con un po' di pazienza torneremo allo spettacolo delle serie precedenti su MotoGP. È solo questione di tempo. Bisogna avere un po' di pazienza. Sembrerebbe anche questo forse il livello giusto, però anche è vero che siamo in Argentina, secondo me le gare favorevoli vinco bene, che per carità chi se ne frega, però con questa moto vincere facile no, per me in Catalogna, in un Mugello e in Austria possiamo vincere tranquilli, non va bene. Per il momento però il traction control devo tenerlo raga, perché non tanto, non è che cado roba, anche perché in queste moto è impossibile cadere, ma non mi sento io sicuro, quindi guido male. Devo riprendere tanto la mano su MotoGP, ma tantissimo, sono proprio diventato una pippa, ma d'altronde gli ultimi due giochi non li ho giocati, o forse l'ultimo, sono livello, l'ultimo pochissimo. Gli ultimi due comunque, sì, gli ultimi due ho giocati pochissimo, soprattutto col 15, con le 16, 17. Cioè sì, col 15, 16, 17 non mi sembra di aver giocato, sì, Valentino Rossi dei Game e il penultimo non ne ho giocati tanto.
che manca poco. Cerchiamo di portare a casa qualche punto. Abbiamo anche il pilota scarsissimo, ricordiamo, e la moto comunque è da 13° posto, senza sviluppo. Come di Dio, così ti prendi troppo del panico. Solo che vedevo 3-4 secondi in qualifica, è chiaro che stiamo assestando sulla quinta piazza comunque. Non riesco a prendere dalla finestra, non lo prendo. Dopo andremo veramente alla grande con i soprannomi, però adesso devo più pensare a come equilibrare la carriera. Stiamo lavorando per credo che hanno reso molto più difficile il gioco, perché l'altro anno con cioè 2 anni fa, 3 anni fa soprattutto, l'altro anno ho giocato troppo poco e con questo livello di difficoltà probabilmente arrivavo primo con 92 secondi di vantaggio anche in Argentina. Questa è la mia modesta sensazione, è modesta, è una sensazione. Alla finestra non lo prendo più. Ok. Dai, comodissimo, dai. Inizia il final lap comediano, sempre in sesta posizione per il talentissimo che ha poco di talento. Dovrebbe essere uno dei migliori risultati in Argentina, credo che ritirò in Qatar la prima gara in Moto3, veramente me lo godo. Me lo godo tantissimo. Ok. Dai fiori, dai. E intanto Bazzecchi perde posizione, Bazzecchi, il mio idolo, il Bazze. Uomo fantastico il Bazze. Poi faccio una curva degna del peggior Kuma. Bisogna aver pazienza. No, madonna. Questo l'ho preso proprio da cioccolataio. Mamma mia. No! Ho perso addirittura 2 posizioni. Vabbè, non sono proprio incoglionito, cioè, è ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. Torniamo sesti, però che fatica, raga, i primi non li ho comunque visti. Questo forse anche la moto, comunque vince Cane. Vince Cane per il Kuma, il miglior risultato forse in Argentina. Buono, buono, buono. Very good. Andiamo a vedere la classifica. Aaron Canet al primo posto, Veneziano risale un pochino e siamo 12esimi in campionato con 10 punti, piano piano. Adesso cerchiamo di trovare un po' l'ambientamento, non sarà semplice, vi chiedo un po' di pazienza, ma prevedo cose buone per questa carriera. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, ciao!